Ponte Petrusa, aumentano le note stampa, ma prima di vedere una sola colonna della nuova attesa struttura dovrà trascorrere un lasso di tempo che ancora oggi nessuno è in condizione di quantificare. Come annunciato da un comunicato inviato alle testate giornalistiche da ANAS, che appunto da un po' di tempo sta colmando un vuoto comunicativo pesante, informando passo passo sull'iter burocratico per la realizzazione delle nuove strutture, si è svolta ieri pomeriggio al Comune di Agrigento la preconferenza dei servizi, alla presenza tra gli altri del sindaco di Agrigento Lillo Filetto, del responsabile area compartimentale ANAS Nicola Montesano e Valerio Mele, coordinatore territoriale ANAS Sicilia. Nella nota del gestore della rete autostradale si legge come sia in fase di ultimazione la redazione del progetto esecutivo, sottoposto venerdì scorso al Comune di Agrigento per la verifica della compatibilità urbanistica. Se va ricordato che ANAS aveva annunciato che il progetto sarebbe stato pronto a giugno, unica novità comunicata è che l'appalto per un valore ipotizzato di 4 milioni di euro circa dovrebbe essere messo a gara il prossimo autunno. Ovviamente solo previa acquisizione di tutti i pareri autorizzativi da parte degli enti interessati. Per chi si lamenta dei disagi invece ANAS ha una sorta di risposta precompilata che viene ripetuta in tutte le note stampa fornite negli ultimi tempi e che rende dotti del fatto che i tempi di percorrenza sono aumentati da Agrigento verso Favara e da Favara verso Agrigento rispettivamente di 2 e 8 minuti. Insomma, come dire, perché vi lamentate?